Questo tipo di macchina è una guida automatica per sarchiatrici, si basa su un sistema elettronico in grado di praticamente ricostruire il reticolo delle piante a terra dopo avergli fornito alcune impostazioni riguardanti l'altezza delle piante, l'interfila e la larghezza delle piante. Il sistema riesce a ricostruire il reticolo delle piante a terra e di conseguenza comandare idraulicamente la sarchiatrice che si trova accoppiata posteriormente tramite un cilindro idraulico in grado di traslare la macchina a destra o a sinistra a seconda di come si trovano le piante. Il sistema è indipendente dalla sarchiatrice che è accoppiata posteriormente, per cui può essere montato come interfaccia con macchine di qualunque marca e di qualunque fattezza. Un terzo punto anteriore a cui è accoppiato un traslatore collegato ad un cilindro idraulico, e posteriormente ho un altro terzo punto che mi rende possibile di collegare una sarchiatrice o macchine similari. In questo caso nella sarchiatrice è applicato un sistema di diserbo localizzato, se vedete in questa posizione, con degli ugelli che sono in grado praticamente di coprire una banda ridotta di terreno, per cui riesco a non trattare tutta la superficie del fronte di lavoro, ma solamente una banda ristretta, garantendo quindi l'applicazione del prodotto chimico nell'interfila e la lavorazione meccanica nella parte non coperta da piante, insomma. In questo caso l'elemento sarchiante, oltre ad avere anteriormente una coppia di ugelli asimmetrici, ovvero che non distribuiscono con il classico cono da 110 gradi, ma con un cono praticamente a 55 gradi, ovvero una parete verticale e l'altra inclinata, in maniera da avere una copertura omogenea della banda trattata, si compone l'elemento della classica ruota di appoggio che garantisce un'uniformità della profondità di lavoro, più una coppia di dischi stellari che riescono a proteggere le piante dalla terra che viene lavorata dalle zappette.